Il blitz della Guardia di Finanza è scattato nelle ore scorse. Su disposizione della Procura della Repubblica di Gorizia sono state effettuate perquisizioni e sequestri di numerosi flaconi di detergenti. Si tratta di un'attività partita da Monfalcone che aveva l'obiettivo di disarticolare un'intera filiera commerciale non autorizzata di prodotti. Gli uomini delle Fiamme Gialle si sono presentati dal titolare della ditta Conex a Malo e all'interno di un magazzino a Tiene. Durante le operazioni di polizia giudiziaria sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro diversi prodotti. Si tratta di 757 flaconi di detergente Ansanit Gel, 72 di antibatterico Kim sanitizzante spray e 22 recipienti di antibatterico Kim sanitizzante. Tutti i flaconi riportavano nell'etichettatura indicazioni inesatte e fuorvianti. Gli investigatori hanno accertato che la commercializzazione di questi prodotti è stata effettuata da un'azienda di Monfalcone, mentre la produzione è riconducibile ad una società di Pavia. I prodotti sequestrati sono dei semplici detergenti ceduti per prodotti disinfettanti, detti anche biocidi, i quali possono essere commercializzati in Italia solo dopo aver ottenuto una specifica autorizzazione da parte del Ministero della Salute o della Commissione europea. La merce in trattazione non disponeva di alcuna autorizzazione o registrazione quale presidio medico-chirurgico. I contenitori sequestrati sono stati affidati in giudiziale custodia al titolare dell'azienda.